Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. È la rubrica Che fine hanno fatto. Oggi torniamo in Italia dopo l'escursione in Spagna, alle isole Canarie della scorsa settimana, e credo che rimarremo in Italia per diverse settimane, visto che il video sul Tenerife che mi avevate pure richiesto voi non se l'è filato nessuno. Anzi, mi dispiace pure che un ragazzo nei commenti mi ha chiesto, ragazzo, signore, non so, mi ha chiesto di parlare del Compostela, che è la squadra che non ha disputato tanti campionati in Liga. Magari lo farò nelle prossime settimane, però mi sembra che vi piacciono di più i video sulle squadre italiane, anche squadre di Serie C, di Serie D italiane, piuttosto che straniere. Quindi adesso le mettiamo un po' in soffitta le squadre straniere per qualche settimana e poi casomai le riprenderemo. Detto questo, parliamo oggi del San Donà, squadra di San Donà di Piave, paese in provincia di Venezia, paese per modo di dire perché sono quasi 50.000 abitanti, che ha una storia molto molto lunga, nato nel 1922 e che tra l'altro non ha avuto un solo momento di gloria, parliamo ovviamente di Serie C in questo caso, ma ne ha avuti già dagli albori della sua storia, perché era in Serie C già alla fine degli anni 30 e nel dopoguerra, l'ultima Serie C nel 1952, poi una lunghissima pausa fino alla vittoria del campionato nazionale dilettanti, l'attuale Serie D, nella stagione 93-94, 5 campionati di Serie C2 e la promozione in C1, il punto più alto nella storia del San Donà, nel 98-99, dopo la finale playoff vinta a Mantova 1-0 contro la Triestina il 13 giugno del 1999, dopo essere arrivato quarto in classifica, vincitore dei playoff, tra l'altro la squadra assolutamente sfavorita. Mi ricordo anche questa marea rossa di tifosi della Triestina, sembrava l'autodromo di Monza quando c'è il Gran Premio, i tifosi della Ferrari, e sembrava davvero tutto apparecchiato per la promozione della Triestina. Invece il San Donà, zitto zitto, 4-4, si prese la promozione in C1. La C1 dura un anno solo, stagione 99-2000, retrocessione all'ultimo posto dalla C1 alla C2. Io ve lo faccio vedere anche la figurina del San Donà nella stagione 98-99, messo nel girone A ed esordio, vi dico pure l'esordio già che abbiamo l'album. Parliamo del 12 settembre 1999, Carrarese San Donà 0-0. E questa è la figurina del San Donà. Se si girano le pagine, eccola qua, con scudetto e squadra. Eccola qui. Vedete anche le altre squadre che c'erano nel girone A della C1. Dicevo, dura un anno solo l'esperienza del San Donà in C1, arriva la retrocessione al termine della stagione 99-2000 e arriva poi un'altra retrocessione dalla Serie C2 alla Serie D l'anno successivo. In estate riparte dalla promozione perché vende il titolo sportivo allo Jesolo, che gioca in Serie D al posto del San Donà, che riparte dalla promozione, e poi tanta eccellenza, qualche Serie D sporadica. Nel 2013 addirittura la ripartenza dalla terza categoria e oggi il San Donà si trova in eccellenza. Diciamo che quella Serie C1 è come se l'avesse poi pagata a caro prezzo con tantissime cadute successive. Insomma, oggi è in eccellenza, tra l'altro nello stesso girone in cui c'è un'altra squadra che abbiamo analizzato nel corso di questa rubrica, il Giorgione. Sono nello stesso girone e ogni tanto mi vado a vedere i risultati e le seguo entrambe. Questa è la storia del San Donà, che come detto ha vissuto un anno in C1 e 5 in C2, oltre alla Serie C negli anni 30, 40 e 50. Chissà, magari un giorno lo rivedremo anche sulle figurine, quando analizzeremo gli album fra 10 anni ritroveremo il San Donà. Sinceramente io glielo auguro. Per il momento vi do appuntamento a domani con altri video e alla prossima settimana con la rubrica Che fine hanno fatto. Vedremo in quale città andremo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like, commenti, questi hype moderni che si lasciano.
E vi ricordo anche di seguire i social, tanto c'è tutto nella descrizione del canale, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio è il blog dove ci sono, oltre a storie e ricordi, anche gli approfondimenti sulle maglie. Devo dire che in estate e all'inizio della stagione non so più dove incastrare gli articoli con le nuove maglie, perché le presentano e le sfoggiano in continuazione. Ci metto sia la descrizione delle maglie, quindi proprio come sono strutturate, e anche se hanno riscontrato più o meno successo fra i tifosi. Mi vado a spulciare un po' le pagine social con la presentazione delle maglie e vedo se faccio un po' una stima di quanto siano piaciute o meno. Devo dire che nella maggior parte dei casi le prime maglie piacciono molto, le seconde e terze a volte hanno dei giudizi un po' ondivaghi fra di loro, però andateci a dare uno sguardo. Ci sono anche gli approfondimenti sul fantacalcio, sia per i consigli di formazione che sui nomi per le aste. Io devo fare fra poco l'asta e quindi ho già tutti i miei nomi e le mie strategie segnate, e poi vedremo quello che riuscirò a fare. Mi raccomando, iscrivetevi, seguite e io torno domani. Ciao!